Sas conseguenzias de su referendum costituzionale vintu da su nono, che in Sardegna tappi una percentuale de sas prusartas, si sono intendende per in sa giunta de centrosinistra guiata da su presidente Pigliaru. In su ziru de Duardier di fatti sa perdiu duos assessores. Erisi s'este dimittiu Gianmario De Muro, assessore a sos affari generales e riformas, in quota PD chi viti in favore de sueia. Oie invece se stoccao Elisabetta Valchi, s'assessora s'agricoltura, designata a Rossomori, chi in su referendum fini in favore de su nono e come essini da esa maggioranza. Come prosa giunta, no a esser facile, mancari ieri Pigliaru, torrande gracias a De Muro pro su traballu che ha fatto, apata sottolineau che vini dimissione sconcordata de prima e non vintra nuda s'esitu de su referendum. Ma se sia de sos Rossomori est un avviso de pericolo che di appodera perrere esagito a cambiamento pur de sustanzia. Su PD sardu che viti in favore de sa riforma esa colliu una bozzadura de sa speus intre esa regiones italianas, ergalu commissariau e in custor meses non s'este mobilitau pro sa riforma commenta Iaccher Fiorenzi e custo sunu sos resultaus. Sos esitor de su referendum però diano a poter apprettare sa crisi e chissà chi non s'andeta a bottare prima s'ora. Pigliaru a faveddau de rimpastu pro dare impelli da sa seconda parte de sa legislatura, ma pode dare che sia arribau su momento deva che sos contos in intro de su centro-sinistra che in uno scanto partios che cheren incassare su premio pro su resultau de su referendum. Mentre sas opposizione pedini a Pigliaru de si dimittere, come ti ha fatto Renzi. De sicuro sa situazione sti imboiata e pro como non si può narrare che l'ana essere sas conseguenzias politico-istituzionales. Sos agentes de sa questura de Nugoreri s'han identificau e denunziau d'orzovano nugoresos de 17-21 annos pro ricettazione, ca los han accassaus in parte de sa cose manicari furada de sa sede de sa Croce Rossa de Nugor arbeschende a su chimbe de Nadale. Sos agentes de Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico de sa questura de Nugor han avviau sas indagines pro scoperere chi ha furau unu pore de cose manicare destinau pro sar mensar de sos poveros de Nugor in occasione de sar festas. Sos agentes han appompiau sar mazzines de sas telecamere de sorveglianza presentes a furriu de sa sede de sa Croce Rossa e sono resistiosa a scoperere sor malincrenioso, duor giovano nugoresoso, firmauso, identificao da si squadra volante in sinteri di uno controllo de su territorio sa notte mattessi. Sor militares han avuto una perquisizione domiciliare e han accattau parte de sa cosa furada. Sos agentes de si squadra volante hanno deciso de comporare e donare a sa Croce Rossa sa parte de sa roba furada che mancavata e che non sono resistiosa a accattare in sinteri de sas indagines. Sa proroga vinzasa su 31 de Nadale 2017 de su piano novu pro sa dommo, decisa de sa giunta e ratificata de su Cussizio sta gradia meda sa Confartigianau Edilizia Sardigna, chi pedita s'esecutivu di apprettare como s'approvazione de sa legge urbanistica nova pro torrare a bida unu compartu chi in sos ultimos 8 annos ha connotto una derrutta. Dai su 2008 a oie sos addetto sono minimauso de su 53,1%. Pezzi in su 2006 sas impresas de su settore sono minimadas de su 3%, sono benni armancu 328 aziendas e si sono perdios 6.500 postos de traballo. S'assessore Riu, che una paia de dier fa che tagliata assicurau sa proroga e si stau de paragula, nata Giacomo Meloni, presidente de Confartigianau Edilizia Sardigna. E su mattessi sus cussizerisi regionales che hanno mostrau responsabilidade pro un settore che spattinde galu troppo. Una proroga desa norma si che ti Meloni atta permettere a sas impresas de sichire andare da innantisi in un momento de sofferenza pro su compartu. Como si depete approvare sa legge urbanistica este de importu che sas impresas traballene che in sa regione s'assessorau con cui ti Meloni pro dare un'usinzale forte. Bicherene regulas a stabiles pro dare sicurezza a questo compartu e a sos cittadinos. Erisi a secur desa proposta des assessori a sa sanidade Luigi Arrus, a giunta regionale at approvaus a linear guida pro s'attuazione desa legge istitutiva de su reddito de inclusione sociale desa Sardigna, sa norma in favore desar familias in condizione de povertade, un azudo economico che at arribare promore di un patto entre utente e amministrazione che prividit un percorso personalizzato pro che sire desa povertade. Custu reddito integrata su sustento de inclusione attiva nazionale, ma a differenza de custu prividit un minimo de €200 e un massimo de
de 500 euro pro totus e pro cada isee. A ta essere impsa narrere chi lo può piccare o esaccattati in su territorio regionale. In sa questione interveniti in opposizione che in un documento de su capogruppo de Forza Italia, Marco Tedde. A tempo si scadiu e a postir de sos appello nostro sa giunta regionale ser decisa adottare sa delibera pro assegnare su reddito di inclusione sociale 33 milioni di euro virmoso pro neche de sas cuntierras in su centro-sinistra che intro de Nadale deppen essere assignaus a sossardos senza traballu in difficoltade. Commo tocca de dare cara concluiti Tedde che sos plus facanas a parti solo impresse e sa giunta virmete sos protocollos che in sa tesoreria desistadu. S'osservatorio territoriale pro su bullismo de Nugoro da oiato una sede nova in su spazio giovani de su comune de Nugoro inaugura una paia de meser facete a su posto de sa sede in questura. Si struttura gestia da Lariso e dedicata a Sorzovanoso e stunu locubo genitores, insegnantes e pizzinnoso poden accattare azudu e assistenza in caso de problemas che in su bullismo in cada espressata sua. Sa nova l'hanno presentata a Custumanzano in sintesi di una conferenza in stampa vatta prova a vedere des attività des osservatorio territoriale pro su bullismo che sa questurata costituiu in su 2017 e che è diventato un esempio a livello nazionale. A sa hanno partecipato rappresentantes e des organizzazioni che ne parte. Su dirigente desa questura di Nugoro Nicola Chierico, coordinatore des osservatorio, ha tammentau come naschiu essa attività che ha fatto in custos annos che in chircas, seminarios, convegnos dedicaus a sospizzini a sos genitores e a sos insegnantes. Un'attività formativa che quest'anno che repugnare a sos docentes formando che in 30 referenter des osservatoriu in sas scolas des duas provincias.